Paura ieri sera lungo la Romea quando uno degli operai che lavora nel cantiere stradale è stato travolto da un'auto, ferito, non è in gravi condizioni. Qualche ora prima qualcuno segnalava sui social la scarsa visibilità. Paura nel pomeriggio lungo la 4 quando tra Latisana e Porto Gruaro in direzione Venezia un mezzo pesante ha preso fuoco, cause in corso di accertamento. Il 13 dicembre a Mestre la grande manifestazione per chiedere ancora una volta la liberazione immediata di Alberto Trentini e sollecitare il governo italiano a un intervento più deciso. Giorni di intense piogge sul Veneto, precipitazioni che in queste ore hanno fatto alzare il Mose. Il centro per le maree del comune avverte che sarà possibile acqua alta per tutta la settimana. Caso Venezia e botta e risposta tra il sottosegretario alla cultura Manzi e gli orchestrali del Veneto che rilanciano e chiedono di avviare verifiche ispettive sui dirigenti nominati dalla politica. La vicenda del capotreno aggredito e poi denunciato da una persona estranea ai fatti, oltre 10 anni di iter giudiziario e nessun rimborso per le spese legali, i sindacati indicano una raccolta fondi. Chiusa con oltre 15.000 presenze la 16ª edizione di Fuori di Banco, il salone dell'offerta formativa della città metropolitana di Venezia, ospitato a Forte Marghera. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano, torniamo sulla Romea, la grande paura vissuta nella serata di ieri. Un operaio è stato travolto lungo la Romea mentre lavorava nel cantiere dove sono in corso i lavori di manutenzione sul ponte del canale Fossetta a Chioggia. A investirlo un automobilista che avrebbe invaso le aree di cantiere. Con tutta probabilità la persona al volante si è accorta troppo tardi della presenza dei lavori in strada, forse anche per la scarsa visibilità o la velocità elevata. Questo potranno chiarirlo solo le indagini. Il lavoratore, spiega in una nota ANAS, gestore della strada e del cantiere, è stato prontamente soccorso e trasportato all'ospedale non in gravi condizioni. Sulla dinamica dello scontro sono ora in corso gli accertamenti delle autorità con la collaborazione della direzione lavori di ANAS. Poco prima c'era chi segnalava sui social la scarsa visibilità in un cantiere che spesso è stato oggetto di discussione. Nel tratto in cui si è verificato l'incidente sono in corso operazioni di asfaltatura che come da programma si svolgono appunto in orario notturno. La fase successiva è programmata per la notte di giovedì 20 novembre, quando ANAS dovrebbe eseguire le prove di carico statiche sul ponte, propedeutiche al collaudo e al completamento dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura. Paura nel pomeriggio lungo la 4 quando tra Latisana e Porto Gruaro in direzione Venezia un mezzo pesante ha preso fuoco per cause che sono in corso di accertamento. Si ipotizza per un guasto ai freni da dove si è prima sprigionato del fumo e da qui l'incendio che ha coinvolto il semirimorchio. Fortunatamente nessun ferito, mentre è stato chiuso per circa 20 minuti l'ingresso allo svincolo di Latisana in direzione Venezia che è stato riaperto poco prima delle 17. Voltiamo decisamente pagina. La mobilitazione per Alberto Trentini, la grande mobilitazione per Alberto Trentini il 13 dicembre a Mestre. Il 13 dicembre a Mestre la grande manifestazione promossa da Fondazione Pellicani insieme ad Articolo 21 per chiedere ancora una volta la liberazione immediata di Alberto Trentini e per sollecitare il governo italiano a un intervento più deciso. Sarà una giornata di mobilitazione civile e pubblica aperta ad associazioni, giornalisti e cittadini. Saremo tutti assieme a Mestre, anche con le altre famiglie che attendono verità e giustizia, Regeni, Paciolla, Rocchelli, Alpi, Rovatin. Faremo il punto con loro perché c'è un tentativo di archiviare sia nelle aule giudiziarie sia di archiviare dalla memoria, e questo è il tentativo peggiore che oggi bisogna contrastare con grande durezza. L'iniziativa arriva mentre dal Venezuela giunge una notizia che riaccende speranza da una parte ma anche indignazione e interrogativi dall'altra. Il governo di Caracas ha infatti liberato il cittadino francese Camilo Castro, 41 anni, insegnante di yoga, detenuto da giugno e rinchiuso nello stesso carcere di Alberto Trentini, la prigione di El Rodeo 1. Per lui la diplomazia francese ha ottenuto un risultato concreto, per Alberto invece tutto resta fermo. Per questo Articolo 21 ha ribadito che continuerà sino alla fine, sino alla sua liberazione, ad accendere tutti i riflettori
perché adesso c'è il rischio che prevalga il buio. Per Alberto Trentini il governo finora ha fatto ben poco e sta facendo poco. Noi di Articolo 21 continueremo a mobilitarci per sbloccare questo quasi immobilismo. Così Giuseppe Giulietti rilancia con l'appello alla partecipazione per la manifestazione di Mestre le parole della madre di Alberto, Armanda Colusso, che dopo la liberazione del francese ha parlato di una ferita aperta che si riapre. Il governo ha fatto troppo poco, ha detto nella conferenza stampa di Milano Armanda Colusso, la mamma di Alberto Trentini. Da oltre un anno in carcere in Venezuela, sì, hanno fatto davvero troppo poco. Giorni di intense piogge nel Veneto, precipitazioni che in queste ore hanno fatto alzare il Mose. Il centro per le maree del comune avverte che sarà possibile a Venezia acqua alta per tutta la settimana. Sono previsti picchi massimi fino a 110 centimetri per domani mattina alle 9 e per mercoledì mattina alle 9:25. Attenzione alta dunque per proteggere dalle maree la città. Il caso Venezi è botta e risposta tra governo e orchestrali. Il sottosegretario Mazzi utilizza il metodo dell'intimidazione per tentare di reprimere le legittime manifestazioni di protesta da parte dei lavoratori. Dopo la Venezia con la Bianchi, ora a finire nel mirino, tra gli altri, degli orchestrali della Fenice di Venezia è la volta del sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi a far discutere l'annuncio da parte del sottosegretario da Verona sabato scorso di voler avviare verifiche artistiche in tutte le fondazioni lirico-sinfoniche. Apriamo un altro capitolo che in questo momento è anche molto caldo per tutta la vicenda di Venezia. Io auspico, parlando con i sovrintendenti, che si possa anche lì aprire una stagione di verifiche artistiche. Le verifiche già ci sono, forse intende istituire una commissione politica, l'offensiva dei sindacati dei musicisti. A supporto di ciò cita uno studio giapponese del 1994 che, secondo la sua versione, in sostanza ci pone i teatri, le orchestre italiani ai margini in un'ipotetica scala di valore appunto tra i teatri italiani e quelli del resto del mondo. Volendo discutere poi veramente di verifiche, che peraltro i lavoratori sono sottoposti dal momento del concorso per entrare in una fondazione e ogni volta che salgono in palcoscenico per esibirsi, sarebbe forse più opportuno estendere queste verifiche alla classe dirigente. Una classe dirigente nominata per meriti politici. Veniamo alla vicenda del capotreno aggredito e poi denunciato da una persona estranea ai fatti, oltre 10 anni di iter giudiziario e nessun rimborso per le spese legali. I sindacati indicano una raccolta fondi. Siamo costretti a lanciare noi una raccolta fondi perché le istituzioni non ci hanno dato una mano e perché l'azienda non ha deciso di supportare le spese legali a fronte di una vicenda che è avvenuta durante l'orario di lavoro. Un piccolo presidio con tanto di volantinaggio per chiedere supporto al capotreno protagonista, a suo malgrado, di una vicenda giudiziaria che lo attanaglia da ormai oltre un decennio. L'uomo era stato aggredito e poi denunciato da un passeggero estraneo ai fatti. L'episodio risale al 12 novembre del 2014, quando il capotreno era stato avvisato dai colleghi di un passeggero sprovvisto di biglietto. Una volta raggiunto e chiesto di mettersi in regola con il biglietto, l'uomo sarebbe andato in escandescenza. L'episodio era degenerato dunque in un alterco. Siamo qua a lanciare una raccolta fondi in suo sostegno perché dovrà coprire delle spese legali che sono una cifra importante che si aggira su 15.000 euro. Dopo il silenzio, l'azione da parte dei sindacati per chiedere l'aiuto necessario a sostenere le spese legali. Abbiamo deciso coi colleghi di venire qua a volantinare e sensibilizzare anche i viaggiatori, perché questa è una persona riconosciuta e conosciuta dai suoi colleghi, ma anche dai viaggiatori con cui aveva un rapporto quotidiano. Pochi giorni al voto per le elezioni regionali, ma a Venezia già si guarda alle comunali del prossimo anno. Un questionario diffuso dal Comitato Progetto Comune ha raccolto le risposte di oltre 1.500 persone. Ne è emersa la necessità di nuove politiche sulla sicurezza, sulla casa e sul turismo.
C'è il tema della sicurezza che per molti anni purtroppo è stato sottovalutato e poi è scoppiato. È un argomento che deve essere finalmente affrontato in un modo pragmatico. C'è la sicurezza in primo piano e da tempo sotto gli occhi di tutti, ma ci sono anche le opere pubbliche, il turismo di massa, la riqualificazione delle aree, il decoro urbano, il trasporto pubblico e il tema dell'abitare, non ultima l'utilità del contributo d'accesso. Tutti i temi affrontati nel questionario diffuso da Progetto Comune, un mese di raccolta dati a cui hanno partecipato oltre 1500 persone. Le persone vogliono venire coinvolte sicuramente di più, in modo più fattivo, nelle decisioni che li riguardano personalmente. La questione delle grandi opere, e parlo per esempio del Bosco dello Sport oppure della progettazione di infrastrutture nel Parco di San Giuliano. Maggiore ascolto e maggiore partecipazione alle decisioni che coinvolgono i cittadini. A richiederlo il 95% di chi ha risposto al sondaggio. C'è poi la questione della gestione e amministrazione di una cosa dimenticata che è quella dell'immigrazione. È emerso inoltre che le persone richiedono più politiche di inserimento e integrazione delle persone straniere che arrivano in città. Sul turismo di massa, per l'80% dei partecipanti al sondaggio, il contributo d'accesso non è una misura utile, così come si conferma la necessità di attuare delle serie politiche sull'abitare per contrastare lo spopolamento in terraferma e in laguna. Si deve finalmente riconoscere la peculiarità delle due anime del Comune di Venezia, e quindi la Venezia insulare e la Venezia di terraferma. Chi si proporrà per essere sindaco di Venezia dovrà sicuramente riconoscere la differenza che c'è tra le due aree, perché sono due aree bellissime, sono due aree che hanno comunque dei problemi diversi. Ognuna delle due aree deve avere qualcuno che la conosca veramente per avere poi un futuro migliore. Chiusa con oltre 15.000 presenze la 16ª edizione di Fuori di Banco, il Salone dell'offerta formativa della città metropolitana di Venezia ha ospitato a Forte Marghera 6 giorni di fiera con workshop esauriti, eventi sempre affollati e grande successo per la cucina da campo e il nuovo palco musicale. Studenti, famiglie, docenti e forze dell'ordine hanno affollato il padiglione 30 per orientarsi tra scuola e università. Soddisfazione degli organizzatori per i numeri record e per il sistema di prenotazioni QR. Già al lavoro le istituzioni per migliorare l'edizione del 2026. Mettere la casa e la residenzialità al centro delle politiche regionali è l'appello lanciato dall'Osservatorio Civico della Casa di Venezia, che presenta 4 proposte per aiutare le migliaia di veneti che non riescono più a permettersi un'abitazione. Quanto sta diventando importante il problema della casa? Cioè quante persone ci sono anche in Veneto che non riescono più a garantirsi un posto dove vivere? Sicuramente a Venezia sono tanti, sono migliaia di famiglie, però questa è una situazione che sicuramente si ritrova in molti comuni, nei più grandi in particolare, ma non solo. C'è una domanda di casa popolare e non solo che è sempre più grave. Edilizia residenziale pubblica, politiche a sostegno dell'affitto, locazioni turistiche brevi e abitare universitario. Sono i 4 temi con 4 proposte o spunti di riflessione che OCIO, Osservatorio Civico sulla Casa e la Residenzialità, lancia da Venezia al dibattito politico in corso in vista delle prossime elezioni regionali. La casa è sempre stata marginalizzata e secondo noi rimetterla al centro è importante, perché avere una regione che lascia indietro famiglie, centinaia e migliaia di famiglie che non riescono a pagare gli affitti, che si trovano sfrattate e per i quali si sta facendo poco e nulla, vuol dire mettere come nell'angolo tutta una serie di questioni che invece sono questioni fondamentali. Indicando nel dettaglio anche dove raccogliere le risorse finanziarie, OCIO chiede il recupero e l'assegnazione delle case ATER attualmente vuote, lo stop alla svendita del patrimonio residenziale pubblico, l'assegnazione degli appartamenti non ERP a famiglie ancora in emergenza abitativa pur avendo perso i requisiti di reddito e infine la regolamentazione degli affitti turistici come ha fatto la Toscana e sta per fare l'Emilia-Romagna. Sono fatti, pensati e scritti per essere letti da chiunque, nel senso che qualunque cittadino interessato potrebbe farle proprie e magari, in generale, questi appunti per le regionali possono anche contribuire, speriamo, a alzare il dibattito, circostanziare il dibattito in particolare in termini di concretezza delle proposte e dei problemi che ci sono.
Sabato la task force per riportare il delfino Mimmo, ribattezzato anche Nesa dagli spalti del Venezia, fuori dal bacino di San Marco appena qualche ora dopo il suo ritorno. Ora l'attenzione è alta dato che Mimmo ha già sulla pinna delle ferite molto probabilmente causate dall'impatto con alcune imbarcazioni. Il CERT dell'Università di Padova sembra ora essere pronto a posizionare in bacino San Marco dei dissuasori sonori fissi volti a creare una barriera permanente che spinga l'animale a nuotare altrove in acque più tranquille e con meno pericoli. Da Venezia e dal veneziano intanto è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.